Prima era no, poi è diventato un sì. Clamoroso colpo di scena oggi in aula a Palazzo Madama. Silvio Berlusconi alla fine ci ha ripensato dopo aver annunciato più volte la sfiducia al governo Letta. Con un improvviso dietrofront l'ex premier a sorpresa è intervenuto e ha annunciato che avrebbe continuato a sostenere il governo Letta. Abbiamo deciso, non senza interno travaglio, di esprimere un voto di fiducia a questo governo. Una mattinata decisamente travagliata, se non drammatica, per il centrodestra, che esce strappato per la prima volta in 20 anni nel suo interno da questo passaggio parlamentare. Dopo le dimissioni imposte ai ministri, le riunioni, i proclami, questa mattina le colombe sono uscite allo scoperto. Roberto Formigoni aveva annunciato la nascita di una nuova realtà politica di centrodestra. Il ministro Quagliariello mostra la lista dei dissidenti del PDL che accorderanno la fiducia a Letta. I conti sono presto fatti e per il premier c'è la certezza della fiducia grazie ai 23 dissidenti del PDL e ai 10 voti dei senatori di Giustizia e Libertà. Dopo il discorso del premier, il discorso introduttivo, si era tenuta una riunione dei senatori del PDL, al termine della quale veniva confermata la linea del no alla fiducia. Così davanti all'assemblea di Palazzo Madama c'era stato il durissimo intervento del fedelissimo Sandro Bondi che, rivolto a Letta, aveva tuonato: voi fallirete, darete vita a un governicchio che ha ottenuto solo lo scopo di spaccare il PDL. Io non assisterò allo spettacolo dell'umiliazione del PDL, di Berlusconi, del paese. Detto fatto, al termine del dibattito arriva la replica di Letta, quando ormai era già chiaro che nelle file del PDL si era consumata la frattura. Il premier certifica che la maggioranza è cambiata e che ora ci sono nuovi numeri, ed è a questo punto che arriva il colpo di scena con l'inversione di rotta di Berlusconi, che ora dovrà rifare l'appello tra i suoi per capire chi ancora resterà e chi invece prenderà una strada diversa. Alla fine il Senato conferma la fiducia a Letta con 235 sì e 70 no. Nel PDL si apre ora la resa dei conti, ma siamo solo all'inizio.